Wanda Cuttaia, l'associazione Sugonti organizza questa iniziativa, un importante appuntamento culturale che conferma l'impegno dell'associazione appunto in questo territorio. Assolutamente sì, l'associazione Sugonti, ormai attiva da 20 anni, nasce nel 1999, si preoccupa di portare avanti non solo la cultura sarda, nelle arti culinarie, diciamo così, ma soprattutto nel canto e nella lingua campidanese. Infatti il libro che si intitola Donasi Samanu è una raccolta di canti in lingua campidanese. È un libro che presenterete domenica 22 maggio. Sì, è precisamente questo. Infatti il titolo Donasi Samanu è un titolo del canto che comunque è all'interno di questa raccolta. Mi pare che già il titolo sia estremamente significativo di quello che può essere, che sarà il contenuto. Assolutamente, è un titolo che è tutto un programma, è un bellissimo canto, vabbè, noi non siamo... E soprattutto in questo momento, diciamo, fratellanza, amicizia, vicinanza, insomma, mi pare che emerga questo, no? Assolutamente, perché Donasi Samanu, già lo dice la parola, dovremmo darci la mano, tutti quanti, e non certo per picchiarci. O per fare altro, ancora più Assolutamente. Tragicamente, insomma, per quello che sta succedendo intorno a noi. Assolutamente. Questa raccolta di canti, naturalmente, durante la presentazione di questo libro sarà la nostra maestra Angelina Figus a raccontare come è nato questo libro, la grande fatica che è stata profusa nel raccogliere i canti, nell'elaborarli, nel prepararli, negli insegnarceli, perché non è una cosa molto semplice mettere insieme le voci, quindi raccontare. Ha avuto una grande pazienza con noi, ma ne dovrà avere ancora tanta altra, perché non siamo molto tranquilli e tranquille, però per noi è una grande soddisfazione, una grande gioia poter raccontare e cantare questi canti che, se Dio vuole, è il caso di dirlo, potranno essere cantati durante la messa. Beh, quindi è tutto da vedere. Però la presentazione è molto importante e vorremmo che venissero le persone ad ascoltare la presentazione e alcuni canti che speriamo ai quali rende onore, ecco.